Non sarei un'allevatrice se mia madre non lo fosse stata prima di me. Io ho continuato il lavoro che aveva avviato lei. Mi chiamo Benedetta Rospigliosi, sono un agricoltore, allevo vacche da latte in Italia, in provincia di Cremona. Ho studiato economia, ho lavorato per 10 anni, in finanza come analista finanziario. Quando si è deciso di investire nelle energie rinnovabili, il primo pensiero è stato che noi eravamo energivori, sia per mungere le mucche, sia per rinfrescare il latte nel frigorifero. Quindi abbiamo deciso di cominciare prima a ridurre la nostra dipendenza dall'acquisto di energia esterna, installando degli impianti fotovoltaici. E poi, continuando su questa strada, producendo energia elettrica da vendere con l'impianto di biogas. La gestione di un impianto di biogas è molto indicata per un allevatore perché è come se avessimo una grandissima mucca che viene alimentata con le biomasse, in questo caso sia i raccolti della campagna sia il letame e il liquame delle mucche, entra in un contenitore dove ci sono dei batteri che degradano questo substrato, viene prodotto il biogas che per la maggior parte è biometano e questo biometano viene bruciato in un motore e genera energia elettrica. Questo fra l'altro ci ha permesso di diversificare le entrate, quindi non dipendiamo solo dal latte. Le energie rinnovabili sono molto importanti, io vedo già comunque degli effetti di questi cambiamenti climatici, quindi secondo me è fondamentale che anche noi come agricoltori e in generale ci si orienti di più verso le energie rinnovabili, quindi ancora di più diventa importante in una società energivora come la nostra avere una fonte rinnovabile di energia, utilizzarla.